Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Aeroporto di Fontanarossa nel caos, non si parte e non si arriva fino alle 11 di domani. Voli cancellati o dirottati, attese nei terminal e transfer verso gli altri scali a carico dei passeggeri. Sindacati e associazioni sul piede di guerra attaccano la SAC. Il governatore Schifani annuncia risorse per potenziare Comiso. Intanto l'attività dell'Etna è in continua evoluzione. Nella notte una nuova bocca si è aperta a quota 1900 metri nella Valle del Bove, mentre prosegue la forte attività esplosiva al cratere Voragine che produce la copiosa emissione di cenere. Questa mattina l'autopsia sul corpo di Cristiano Gianporcaro, il giovane regista morto a Lampedusa. Intanto la procura di Agrigento indaga per omicidio nautico. A Caltanissetta 2 ventenni indagati per atti sessuali con una minore, produzione di materiale pornografico. A fare scattare l'indagine la denuncia presentata dal padre della vittima che ha 14 anni. A Gela una lite tra giovani culmina con un accoltellamento sul lungomare della Movida. Feriti 2 ragazzi, indaga la polizia. Calcio in Serie C, ore di riflessione in casa Catania dopo il mancato versamento della fideiussione e la conseguente penalizzazione in classifica. Domani manifestazione dei tifosi della Curva Nord davanti allo Stadio Massimino. In Serie B il Palermo saluta l'Australia, rosanero battuti 2-0 dalla Juventus in amichevole. La squadra di Inzaghi non sfigura contro la formazione allenata da Spalletti. E allora in apertura questo incubo Etna, soprattutto per migliaia di passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa, che è ancora paralizzato dalla nube di cenere. Lo stop ai voli è stato prolungato fino a domani mattina alle 11, sospesi sia gli arrivi che le partenze. Anche l'aeroporto di Malta annuncia possibili chiusure dello scalo per la cenere, quindi sono ore difficili per, dicevamo, migliaia di passeggeri tra voli cancellati, dirottamenti e lunghe attese. Numerose le proteste per la mancanza di informazioni aggiornate sui propri voli, nei tabelloni appunto che sono presenti in aeroporto, e per l'assistenza che viene giudicata insufficiente. I viaggiatori lamentano anche la difficoltà a trovare collegamenti alternativi e di essere costretti a pagare di tasca propria appunto questi transfer. Ma sentiamo alcuni dei passeggeri in questa nuova giornata di passione nello scalo etneo, che sono stati intervistati da Orazio Longo. Dove dovete andare? A Bologna. E invece? E invece torniamo a casa, quindi spese dell'aereo, spero che almeno quelle ce le rimborseranno, però tutte le altre spese sono perse. Taxi per arrivare qua, pullman per tornare a casa, disagio, caldo, col bambino, quindi una giornata persa, ci potevano avvisare. Da quanto aspettate? Di mattina, Stamattina. Dove dovete andare? Marocco, Casablanca. Casablanca. E il volo quando doveva essere? Il volo quando doveva essere? Non sappiamo niente, non sono con chi deve parlare proprio. Non c'è qualche notizia, stamattina me l'ha detto, manca a loro sapere qualcosa. A Manchester. E quando ci dovete arrivare? Non lo so, perché aspettiamo l'autobus ora per portare a Trapani. Ah, quindi vi hanno dirottato a Trapani? Sì, E il volo è previsto per che ora a questo punto? non lo so. Dicono un'ora dopo canciano, non si sa niente per Camora. Beh, avete visto questa la situazione anche oggi all'aeroporto Fontanarossa di Catania, dove per far fronte ai disagi di molti passeggeri costretti a trascorrere la notte in aeroporto, la Protezione Civile ha messo a disposizione brandine e panche nei terminal, distribuite anche migliaia di bottigliette d'acqua, bar aperti anche nelle ore serali e notturne per fornire invece dei pasti caldi. E quello che sta
accadendo a causa dell'eruzione dell'Etna, appunto all'aeroporto di Catania, ha scatenato le polemiche. Sindacati sul piede di guerra contro la SAC che gestisce appunto lo scalo etneo. Intanto il governatore Schifani ha annunciato lo stanziamento di fondi per potenziare Comiso. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Non si placano le polemiche sulla gestione della crisi all'aeroporto di Fontanarossa. Dopo giorni di caos, proteste e duri attacchi, il governatore della regione siciliana Renato Schifani ha annunciato la volontà di potenziare lo scalo di Comiso. Abbiamo deciso di investire nuove risorse per aumentarne capacità e operatività. Fuoco di fila contro la SAC da parte di associazioni, comitati e politici. Sul piede di guerra i sindacati, CGIL, CISL, UIL e UGL. Quello che sta accadendo non è una fatalità, ma la conseguenza di anni di scelte miopi su investimenti e personale. Manca una programmazione strutturale, c'è una palese incapacità organizzativa nel gestire un'emergenza ampiamente prevedibile. La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, viene definita inadeguata anche dai consiglieri comunali di MPA, Forza Italia e Lega. Avevamo già lanciato l'allarme, dicono, ma siamo stati ignorati. Il movimento politico controcorrente, guidato dal deputato regionale Ismaele Lavardera, ha depositato una mozione ufficiale all'Assemblea regionale siciliana per chiedere l'istituzione urgente di un piano Cenere strutturale. La crisi rischia intanto di travolgere l'economia locale. A lanciare l'allarme il presidente di Assoesercenti, Salvo Politino. Quando Fontanarossa si ferma viene colpita un'intera filiera economica. Secondo le stime dell'associazione l'impatto finanziario oscilla già tra i 12 e i 24 milioni di euro, a cui si aggiunge un incalcolabile danno d'immagine per l'isola. E alla base naturalmente di questa paralisi e di questi disagi c'è l'eruzione dell'Etna che è in continua evoluzione. Questa notte infatti si è aperta una nuova bocca a quota 1900 metri alla base della Valle del Bove. È la quinta in contemporanea sul vulcano, ma sentiamo gli aggiornamenti nel servizio di Luca Ciliberti. Un nuovo fronte lavico, una nuova bocca eruttiva ubicata alla base della parete nord della Valle del Bove, a monte di Monte Simone, ad una quota di circa 2090 metri sul livello del mare. La situazione sull'Etna dunque è in continua evoluzione. In questo momento sul vulcano sono attive in contemporanea 5 bocche, l'ultima appunto quella apertesi intorno alle 11:30 di questa mattina. È la stessa area dove la notte scorsa si era aperta un'altra frattura, ma ad una quota leggermente più bassa, a quota 1900 metri. Attualmente, oltre all'attività intensa, stromboliana ed esplosiva che c'è al cratere Voragine, sono aperte una serie di bocche all'interno della Valle del Leone e della Valle del Bove che producono delle colate laviche. Tra queste una delle principali è quella che è collocata a una quota di 2360 metri, ma ultimamente ieri sera se ne è aperta un'altra quota 1009. Una situazione certamente singolare che ha pochi precedenti nel recente passato, così come confermano dall'INGV di Catania. Sicuramente ci sono diverse eruzioni nel passato che hanno avuto dinamiche di propagazione delle fratture eruttive estremamente complesse. Sicuramente il fatto che a questa dinamica di propagazione così complessa si accompagnasse un'attività così continua fortemente esplosiva ai crateri sommitali non è un caso molto, molto comune. E adesso voltiamo pagina, ci occupiamo di cronaca. Daniele Fazio, di 35 anni, di Bonagia nel Trapanese, è morto in un incidente stradale avvenuto in contrada a San Cusumano lungo la provinciale che collega Trapani a Pizzolungo. L'uomo in sella a una moto Yamaha è finito sotto un auto articolato che secondo una prima ricostruzione stava svoltando a sinistra per entrare nel piazzale di un'industria conserviera. Il motociclista è rimasto incastrato sotto il mezzo pesante ed è stato liberato dai vigili del fuoco. Inutili i soccorsi del 118, è morto pochi minuti dopo l'impatto. Questa mattina l'autopsia sul corpo di Cristiano Giamporcaro, il giovane regista morto mentre si immergeva a Lampedusa. Un esame molto atteso dalla famiglia per capire come sia avvenuta la tragedia. Intanto la procura indaga per omicidio nautico. Davide Sardo. È il giorno dell'autopsia.
quello in cui il dolore lascia spazio alle risposte. Nella camera mortuaria dell'ospedale di Agrigento è stato eseguito l'esame sul corpo di Cristiano Giamporcaro, 29 anni, il regista nisseno morto nelle acque di Lampedusa. Una tragedia consumata in pochi istanti. Cristiano era in immersione quando è stato travolto dalle eliche di un gommone. La fidanzata, che si trovava sulla spiaggia, ha assistito alla scena, si è gettata in mare nel disperato tentativo di salvarlo e oggi resta il dolore della famiglia. Siamo inabissati in un mare di dolore, parole che raccontano tutto lo strazio di una madre che ha perso il figlio. E poi il ricordo di quell'immagine che continua a tormentarla, quel gommone che passava davanti a punta sottile. Non riesco a cancellarlo dalla mente. L'autopsia dovrà chiarire le cause della morte. Secondo la prima ipotesi degli investigatori, un'elica avrebbe tranciato un braccio al sub. La morte sarebbe quindi sopraggiunta per il grave dissanguamento. Al termine dell'esame, il medico legale relazionerà alla procura. Se l'autopsia dovesse confermare questa ipotesi, la salma sarà sequestrata e poi consegnata ai genitori. Fuori dalla camera mortuaria è già pronto il carro funebre. Il feretro sarà trasferito a Caltanissetta. Qui potrebbero svolgersi i funerali, verosimilmente nella chiesa madre. Intanto l'inchiesta della Procura di Agrigento prosegue per omicidio nautico. 2 le persone indagate, un uomo di 72 anni e una donna di 69, entrambi originari e residenti a Roma, proprietari del gommone. Atti sessuali con una minore di 14 anni e produzione di materiale pornografico. 2 ventenni coinvolti in questa inchiesta, uno è finito in carcere, l'altro ai domiciliari. Sentiamo il servizio di Rita Cinardi. Uno è finito in carcere e l'altro agli arresti domiciliari. Sono 2 ventenni di Caltanissetta indagati per atti sessuali con una minore di 14 anni e produzione di materiale pornografico con minori. A far scattare l'indagine dei carabinieri della stazione di Caltanissetta è stata la denuncia presentata dal padre della ragazzina. Da quel momento sono partiti una serie di delicati accertamenti coordinati dalla procura nissena per ricostruire quanto sarebbe accaduto. Un ruolo determinante lo avrebbe avuto l'analisi informatica dello smartphone di uno dei 2 giovani. Dal telefono sarebbero emessi elementi che hanno consentito agli investigatori di ricostruire rapporti che 2 ventenni avrebbero avuto con la minore. Rapporti che, secondo l'accusa, sarebbero stati anche documentati attraverso fotografie e video dai contenuti sessualmente espliciti. Ma c'è di più: quel materiale non sarebbe rimasto soltanto sul cellulare. Le immagini e i filmati sarebbero stati successivamente diffusi o comunque divulgati anche attraverso la rete. Gli elementi raccolti dai carabinieri hanno delineato un quadro indiziario ritenuto grave, da qui la richiesta del pubblico ministero Eliana Manno e il provvedimento firmato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta. Una lite finisce nel sangue a Gela, dove ci sono 2 ragazzi feriti. Sentiamo GR Italia. È finita con 2 giovani feriti e un coltello spuntato durante la colluttazione la notte di San Lorenzo sul lungomare di Gela. È quasi mezzanotte quando sulla spiaggetta all'altezza di via Matteotti 2 gruppi di giovani iniziano a discutere. I motivi dell'alterco sono ancora al vaglio degli investigatori e secondo le prime informazioni sarebbero riconducibili a questioni banali. In pochi istanti la lite degenera. Durante la colluttazione viene tirato fuori un coltello a scatto. Un giovane lo avrebbe impugnato e avrebbe colpito con alcuni fendenti 2 ragazzi. Uno dei feriti è minorenne. Entrambi vengono soccorsi e trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. Le ferite fortunatamente non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenute le pattuglie di polizia e carabinieri. Gli agenti del commissariato hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e identificare tutte le persone coinvolte. Al momento non risultano persone sottoposte a fermo. Gli investigatori stanno però valutando la posizione di un giovane che potrebbe essere l'autore materiale dei ferimenti. La procura ha aperto un fascicolo. La rissa di via Matteotti arriva al termine di un fine settimana segnato da una serie di episodi analoghi. Sabato sera se ne sono registrati 3, il più grave nella zona dei Lidi, sul tratto ovest del lungomare verso Macchitella. Anche in quel caso 2 gruppi di giovani si sono affrontati e sarebbero stati utilizzati bastoni, martelli e altri oggetti contundenti. Il bilancio era stato di alcuni contusi. Sempre nelle ultime ore un operaio impegnato in un cantiere di via Tevere è stato ferito con un coltello. 5 episodi in meno di 3 giorni dunque, con l'ultimo sfociato nel ferimento di 2 ragazzi. 15 giorni senza acqua, il tempo che in alcuni quartieri di Agrigento può passare tra un turno di rifornimento e l'altro. Per provare a migliorare questa situazione arrivano 7 nuove autobotti che sono finanziate dalla Regione. Davide Sardo.
7 nuove autobotti per affrontare l'emergenza idrica nell'Agrigentino. La Regione stanzia oltre 787.000 euro per acquistare i mezzi che saranno affidati ad AICA e utilizzati per rifornire anche le zone dove la rete non garantisce un servizio efficiente. Il provvedimento arriva dalla Protezione Civile regionale su input del presidente Renato Schifani. Una risposta alla richiesta dell'ATI di Agrigento sostenuta anche dalla prefettura, ma l'emergenza resta. Ad Agrigento si va verso Ferragosto con turni idrici che in alcuni casi arrivano a 15 giorni. Qua è un'intera città che chiede l'acqua, un intero territorio. C'è la via Manzone che ci sono zone che non arriva acqua da 13 giorni, ragazzi. È assurdo. E a Maddalusa i residenti continuano a non avere acqua nelle abitazioni. Si può immaginare come si può vivere senza acqua da 3 mesi. Ci si lava e ci si arrangia come si può, si vanno a riempire i bidoni e in casa ci si attrezza. Una crisi che non risparmia nessuno e che si aggrava con il caldo. Da quanti giorni manca l'acqua a casa tua? Giorni, mesi. È da mesi che siamo senza acqua e andiamo avanti e indietro con i bidoni. E arriva il paradosso. Mentre si cercano autobotti per portare l'acqua ai cittadini, lungo la condotta di Zingarello si registra una grave perdita. Acqua che si disperde mentre nelle case continua a mancare. Manca l'acqua e le temperature sono sempre elevatissime in Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diffuso un'allerta rossa per le ondate di calore valido da mezzanotte e per le successive 24 ore a Palermo, Messina e Catania, dove sono previsti 38 gradi, preallerta arancione invece per il rischio incendi. E parliamo proprio di incendi e ve ne mostriamo uno nella Catanese che ha minacciato alcune case di San Giovanni La Punta, provocando apprensione e costringendo i residenti a scendere in strada. Le fiamme sono nate questa mattina in una zona di campagna e si sono estese nel corso di poche ore fino ad arrivare in via Guglielmino. Un furgoncino è andato a fuoco, necessario l'intervento dei pompieri per contenere il rogo. E intanto, a proposito di incendi, la Regione ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale per un anno in Sicilia dopo gli incendi che hanno colpito l'isola appunto nelle ultime settimane. La prima stima parla di 50 milioni di euro di danni in 8 province, 38 milioni solo nel Palermitano. La Regione ha stanziato quindi un primo pacchetto da 25 milioni di euro, 15 per la protezione civile e 10 per i ristori alle imprese agricole. Cambiamo decisamente argomento. A Catania con l'Alcantara Fest dialogano tradizioni e folk internazionale. Tra gli eventi il concerto di Rita Botto, raffinata interprete della canzone popolare siciliana con la banda di Avola. Sentiamo Giusy Lazzara. Si racconta la Sicilia che vive le tradizioni e le contaminazioni con il folk internazionale nell'Alcantara Fest organizzato a Catania dall'associazione Darshan. Biodiversità della musica che nasce nel cuore del Mediterraneo diventa uno spazio di incontro, attraversamento e dialogo tra diverse sonorità. Si va dall'esordio con Terra Maris dell'Alcantara e Medi Orchestra per arrivare tra gli eventi della sezione off con il concerto di Rita Botto, interprete raffinata delle tradizioni popolari siciliane, e la banda musicale di Avola per un allegro connubio. C'è anche un omaggio a Franco Battiato. E poi tanta sonorità siciliana con le canzoni di Rosa Balistrelli. Tanta la musica, un finale con una festa tradizionale greca per riunire artisti che costruiscono linguaggi nuovi e condivisi. E adesso facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio. Parleremo innanzitutto del Catania. Sono
ore di riflessione nell'ambiente rossazzurro, ma intanto c'è la tifoseria della Curva Nord che non ci sta e che chiede chiarimenti alla società. Domani intanto una manifestazione alle 18:30 davanti allo Stadio Massimino, e poi parleremo anche della Palermo che torna dall'Australia dopo l'amichevole di lusso con la Juventus. Vi aspetto tra poco. Seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio. Come dicevamo, sono ore di riflessione nell'ambiente rossazzurro dopo il mancato versamento della fideiussione che porterà ad una penalizzazione in classifica. Intanto Di Nola saluta il Catania. Sentiamo Sergio Colosi. Il mancato versamento della fideiussione si porta dietro una serie di interrogativi. Il primo riguarda il completamento della procedura. Se, come sembra, dovesse avvenire in tempo per la partita di Coppa Italia Maggiore in programma venerdì a Parma, consentirà a Longo di impiegare i nuovi acquisti, oltre ad Allegretto e Bruzzaniti. Il secondo, con una scadenza conosciuta e fissata da tempo, aumenta le responsabilità del presidente Pelligra, che sarebbe dovuto intervenire in anticipo, nonostante le rassicurazioni del comunicato stampa sulla stagione appena iniziata, degna del nome di Catania. Cosa c'è dietro? Che momento economico vive il club? Cosa prospetta il futuro? Domande su domande che si pongono i quasi 10.000 tifosi rossazzurri che hanno già rinnovato l'abbonamento e che forse troveranno una risposta nell'incontro richiesto dal sindaco Trantino, che, pur riconoscendo gli investimenti della proprietà, chiede a nome di tutti una società solida, efficiente, autonoma, radicata sul territorio con un'autonomia operativa ed economica, interrogativi destinati ad alimentarsi senza l'immediato versamento. Un dato è certo: il Catania sarà penalizzato probabilmente di 3 punti per la recidiva. Grella è inibito 6 mesi e costretto a dimettersi dal comitato esecutivo della Lega. Mentre la squadra prepara la gara di Parma, Varrà opera sul mercato. Di Noia ha rescisso consensualmente il contratto. Avellino e Catania dialogano per Gimenez e Patier, vicino Mattia Vitale del Vicenza, ma la priorità è la fideiussione. Intanto domani i tifosi della Curva Nord hanno organizzato una manifestazione alle 18:30 davanti allo Stadio Massimino. Catania vuole risposte, Catania pretende chiarezza, Catania pretende rispetto, si legge nel comunicato della tifoseria organizzata rossazzurra, che ha chiesto un incontro con la dirigenza etnea per avere chiarimenti appunto e delucidazioni riguardo al futuro del club. E adesso la Serie B, il Palermo saluta l'Australia, i rosanero sono stati battuti 2-0 dalla Juventus in amichevole, la squadra di Inzaghi però non ha sfigurato contro la formazione allenata da Spalletti. Sentiamo Marco Gullà. Il Palermo conclude la tournée australiana con l'amichevole di Perth contro la Juventus. I rosanero hanno perso per 2-0 al termine di un match comunque ben disputato dalla squadra di Inzaghi contro un avversario decisamente più strutturato. La partita è stata decisa dalle reti di Ildiz sul finire di primo tempo e di Milik nella ripresa. Il sistema tattico di Inzaghi ha fatto registrare alcuni passi in avanti, soprattutto sul fronte dei meccanismi difensivi. La manovra d'attacco invece è stata efficace soltanto in alcune circostanze. Qualche trama interessante comunque si è vista, come nel finale, quando da un passaggio di strefezza all'esordio in maglia rosanero l'Edu Aron ha impegnato seriamente Perin. Il Palermo ha comunque dimostrato di essere una formazione solida, pur essendo agosto e ancora nel pieno della preparazione. A fine gara soddisfatto il tecnico rosanero Pippo Inzaghi, che pensa già al primo match ufficiale che sarà tra meno di una settimana. Sono molto contento, poi al di là del risultato abbiamo preso 2 gol forse evitabili, però la squadra è stata in campo con personalità, ha cercato anche di fare qualcosa. Sono molto soddisfatto perché giocare contro questi giocatori così forti nell'1 contro 1 non era semplice, abbiamo lavorato bene di squadra. Bene, non c'è stato nessun infortunio, perché quando si gioca contro una squadra così forte si può incorrere anche andando forte in determinati episodi magari spiacevoli. Invece sono molto contento e adesso torniamo a casa e prepariamo al meglio la partita con Lecce. Facciamo una breve pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie.
prima di chiudere c'è una notizia. Nel tardo pomeriggio un equipaggio dell'aeronautica militare è decollato dall'aeroporto militare di Trapani per prestare soccorso ad un uomo francese di 41 anni che aveva accusato un malore durante un'escursione all'interno della riserva naturale dello Zingaro e che aveva bisogno di cure mediche. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.